Libera. Parleremo tra poco di Padova per qualche minuto con il candidato sindaco della Lega Nord Massimo Bitonci. Parliamo naturalmente ancora di Mose e poi nell'ultima parte della trasmissione con noi Claudio Borghi Aquilini per commentare ciò che è ampiamente raccontato e commentato sulle prime pagine non solo dei giornali di oggi a proposito della decisione della Banca Centrale Europea di Draghi di ieri. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, prima notizia, il crollo del prodotto interno lordo doppio al sud. Nel 2013 la caduta del PIL, prodotto interno lordo, non è stata uguale dappertutto, molto più accentuata nel mezzogiorno, dice l'Istat nelle stime per area territoriale. A fronte di un calo nazionale dell'1,9%, come già noto, il Sud ha fatto registrare una riduzione del prodotto interno lordo in volume del 4%, doppia rispetto al dato complessivo. E poi ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani, l'inchiesta Mose, il sindaco di Venezia Orsoni, dopo 45 minuti davanti al GIP Scaramuzza, ha lasciato l'aula bunker di Mestre del Tribunale di Venezia, accompagnato dai suoi legali. Doveva sostenere l'interrogatorio di garanzia dopo che è finito agli arresti domiciliari per tangente da 560.000 euro datagli dal Consorzio Venezia Nuova a favore della sua campagna elettorale nel 2010. Orsoni, agli arresti domiciliari, è indagato su fondi neri realizzati dal Consorzio Venezia Nuova, all'epoca presieduto da Giovanni Mazzacurati, destinati a finanziare in modo illecito politici e figure di spicco in ambito amministrativo allo scopo di favorire la realizzazione delle opere del Mose. In questo caso i soldi sarebbero andati alla sua campagna elettorale. Dovevamo farlo eleggere, anzi la frase di Mazzacurati è questa: era stato deciso che diventasse sindaco, dice a verbale il 31 luglio dell'anno scorso Giovanni Mazzacurati, già arrestato nel 2013 nelle prime due tranche dell'inchiesta Mose. Era stato deciso che Orsoni diventasse sindaco. 560.000 euro. Orsoni ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee davanti al GIP sulla vicenda che lo vede indagato per le tangenti ricevute, appunto, soldi dati dal Consorzio Venezia Nuova. Sono state una serie di dichiarazioni molto lucide, ha detto l'avvocato di Orsoni Daniele Grasso, con le quali si è dichiarato estraneo ai fatti, così il sindaco di Venezia. Poi, chiedo scusa, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, la Banca Centrale Europea e le decisioni di cui parleremo poi a partire dalle 11.30 con Claudio Borghi Aquilini. Scende ancora lo spread fra BTP e Bund sulla scia delle misure decise ieri dalla Banca Centrale Europea. Il differenziale segna quota 145 punti, con il rendimento che ritocca il minimo al 2,81%. Per la cronaca, oltre 2.500 migranti, scrive l'agenzia ANSA Stefani, sono stati soccorsi in meno di 24 ore da tutte le navi della Marina Militare del dispositivo Mare Nostrum. Sono state soccorse da ieri in particolare 17 imbarcazioni di migranti provenienti dalle coste del Nord Africa. Il numero degli oltre 2.500 è ancora provvisorio. La nave anfibia San Giorgio è intervenuta in assistenza a 5 natanti, imbarcando 998 persone, tra cui 214 donne e 157 minori. Il pattugliatore Orione, in 3 provvedimenti di soccorso, l'ultimo dei quali ancora in corso, ha trasbordato da natanti in difficoltà oltre 400 persone. Anche qui il numero non è definitivo. La fregata Scirocco in 3 operazioni ha recuperato 206 persone. La corvetta Sfinge ha soccorso e recuperato 113 migranti, scrive l'ANSA, a bordo di un gommone. Ieri ha iniziato pochi minuti fa un altro intervento nei confronti di un altro natante con oltre 200 persone. Insomma, 2.500 persone è tutta una stima, però soccorse nelle ultime 24 ore con l'operazione Mare Nostrum. Ultima notizia ancora di carattere economico-finanziario. L'agenzia Fitch sulle case in Italia: i prezzi degli immobili in Italia caleranno ancora fino al 7%. La correzione dei prezzi delle case in Italia ha iniziato a rallentare. Ci si attende che i prezzi delle case continuino a scendere anche del 7%, ha fatto sapere l'agenzia Fitch, sottolineando che complessivamente il calo sarà del 20% dei prezzi, leggermente migliore del 22% precedentemente stimato. Tutta roba teorica intanto, però dovremmo cercare adesso di collegarci con Massimo Bitonci, che peraltro è in giro per gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Ma a proposito di Padova, agli atti dell'indagine, ne dà conto oggi il Fatto Quotidiano, agli atti dell'indagine la cricca
la cricca del Mose, che a un certo punto parla di Zanonato come l'amico scatenato di Padova. La Serenissima Cricca aveva messo gli occhi anche sui lavori del nuovo ospedale di Padova. I lavori avrebbero dovuto avere il sostegno anche del comune e così il grande burattinaio del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, punta a Padova, al sindaco dell'epoca Flavio Zanonato, che poi diventerà ministro, e al deputato Alessandro Naccarato, entrambi del Partito Democratico. Zanonato, sindaco di Padova dal 2004 al 2013 e poi ministro dello sviluppo economico nel governo di Enrico Letta, si siede al ristorante Le Calandre a Sarmeola Rubano il 28 settembre del 2010 in compagnia di Mazzacurati, di Stefano Savioli e di Francesco Giordano, collaboratori stretti del presidente del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati. Giordano è anche il consulente che ha fatto tutte le operazioni di fusione societaria e altre del comune di Padova, guidato da Zanonato e poi dal vice Ivo Rossi, che è anche il competitor di Bitonci in questo ballottaggio di dopodomani. Dunque al ristorante si ritrovano Zanonato, il sindaco, il numero 1 del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati, il suo collaboratore Savioli, e Francesco Giordano, il superconsulente e collaboratore stretto dello stesso Mazzacurati, tutti costoro arrestati in questi giorni. Savioli fa il resoconto telefonico dell'incontro a un altro collega a Campora. Abbiamo avuto quella cena, dice Savioli, poi ti dirò a voce. È stata importante perché il capo supremo mio, cioè Mazzacurati, era scoglionato e invece è tornato arzillo perché il mio amico di Padova, cioè Zanonato, era scatenato, una cosa che non avevo mai visto. Scatenato in senso positivo, dice a questo punto Savioli al suo interlocutore. I progetti però rallentano anche in regione. E così Mazzacurati preme su un altro esponente di primo piano del PD, Marchese, sempre attraverso Savioli. La contiguità tra il consigliere del PD, Marchese, e la cricca è talmente profonda, notano gli inquirenti, che quando Marchese non viene rieletto, rientrerà nel 2013 grazie a un dimissionario in Consiglio regionale, Marchese, che è stato anche il tesoriere del PD del Veneto, viene assunto presso una società, la EIT Studio SRL, una società che rientra nell'orbita del Coveco, cioè in sostanza del consorzio Venezia Nuova, tanto che Marchese si lamenta dell'orario di lavoro previsto dal suo contratto. Sentite questa perché è proprio bella. Marchese, uno degli esponenti, vicepresidente del Consiglio regionale in quota PD, tesoriere del PD del Veneto, consigliere regionale PD del Veneto e intimo della cricca, Marchese viene a un certo punto risarcito della mancata rielezione in Consiglio regionale con l'assunzione presso una società, la EIT Studio, che in sostanza fa capo al consorzio Venezia Nuova di Mazzacurati. Viene assunto, però si lamenta dell'orario di lavoro che c'è scritto nel contratto. Savioli, uno dei collaboratori del Dominus di Mazzacurati, vorrebbe fare una consulenza a favore, fargli fare a Marchese una consulenza. Morbiolo, un altro dei collaboratori di Mazzacurati, dice invece che è meglio fare un'assunzione, cioè assumere l'ex consigliere regionale del PD. Quando Marchese, il consigliere regionale del PD, riceve il contratto, si lamenta. Dovrei lavorare dal lunedì al venerdì, dice il signor Marchese, è il caso di dirlo. Al che Morbiolo, uno dei collaboratori di Mazzacurati, dice lascia perdere quello che c'è scritto nel contratto. E Marchese a questo punto tira una bestemmia, paragona la divinità, diciamo, al più noto dei quadrupedi, e dice ma fino alle 18:30 addirittura, cioè non solo dovrei lavorare dal lunedì al venerdì, ma fino alle 18:30, è giù una bestemmia. E Morbiolo va fatto per il consulente del lavoro, cioè per far finta di essere in regola. Una volta rassicurato che era tutto un pro forma, che lui poteva anche fare a meno di andare a lavorare, il democratico, cioè l'esponente del PD Marchese, dice che non dovrà fare niente e di non preoccuparsi. Morbiolo chiede informazioni sui lavori a rotazione decisi dalla regione dopo un altro capitolo tragico per il Veneto, cioè l'alluvione. Ve la ricordate? Marchese, il consigliere PD, fornisce le informazioni e indica i soggetti ai quali rivolgersi. Annotano i pubblici ministeri
Questo episodio è significativo perché significa che anche in questo periodo in cui non è consigliere regionale, Marchese ha mantenuto un'influenza a livello politico e amministrativo ed è per questo che gli procurano un lavoro del quale si lamenta, degli orari del quale si lamenta. Adesso vediamo se riusciamo a raggiungere Massimo Bitonci. Intanto però c'è da segnalare anche quanto racconta perfino l'Unità a suo merito a proposito del sindaco, ex sindaco ormai, perché non è più sindaco di Venezia, il professor Giorgio Orsoni, così come Renato Chisso non è più assessore regionale. È bastata un'azione della prefettura in base alla legge Severino per farli diventare ex. Comunque al sindaco di Venezia, ex sindaco ormai, non viene contestata la corruzione, ma il finanziamento illecito per la campagna elettorale del 2010, cioè i soldi li ha incassati prima di diventare sindaco. Nel 2010 il professor Orsoni vince a man bassa, in maniera non prevista, la corsa a sindaco di Venezia. In tutto gli vengono contestate dazioni, cioè quattrini, per un totale di 560.000 euro in più e diverse tranche. Era stato deciso che diventasse sindaco. Questa è la frase pronunciata a verbale interrogato il 31 luglio del 2013 da Giovanni Mazzacurati, già arrestato l'anno scorso nelle prime 2 tranche dell'inchiesta Mose. Era stato deciso che Orsoni diventasse sindaco. Il sistema per fargli avere il quattrino prima dell'elezione è questo: le imprese non mettono a bilancio le cifre create grazie a un sistema di doppie fatturazioni. Orsoni riceve il quattrino, scrive il GIP, in 2 tranche. Anzi, notano gli inquirenti, Orsoni è perfettamente consapevole del loro illegittimo stanziamento di queste somme da parte del Consorzio Venezia Nuova. Nel dettaglio, quali sono gli episodi contestati? Un primo finanziamento illecito per il futuro sindaco di Venezia Orsoni viene deciso dal numero 1 del Consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati, da Mazzi, Baita, Tomarelli e Savioli, dal vertice in sostanza del Consorzio Venezia Nuova, e coinvolge questo primo finanziamento illecito le aziende Coveco, Bosca e Cam Ricerche, oltre alla San Marino. Nei primi mesi del 2010, illecitamente, le aziende finanziavano la campagna elettorale del candidato sindaco del PD Orsoni, versando a Valentino Bonecchi, mandatario del comitato elettorale di Orsoni, la somma complessiva di 110.000 euro, senza che la medesima fosse stata deliberata dai competenti organi sociali del Consorzio Venezia Nuova e iscritta regolarmente in bilancio come finanziamento elettorale. La somma, scrive il GIP, la somma veniva invece, a fronte dell'emissione di una serie di false fatture per operazioni inesistenti mediate dal Coveco, cioè in sostanza dal Consorzio Venezia Nuova, la somma veniva versata alle società consorziate San Martino, Clea, Bosca e Cam Ricerche, le quali a loro volta provvedevano a effettuare formalmente il finanziamento della campagna elettorale, senza che Consorzio Venezia Nuova comparisse quale reale finanziatore della medesima campagna elettorale del sindaco. Da parte sua, PM e GIP non hanno dubbi nel dire che Orsoni ha ricevuto i contributi illeciti consapevole del loro illegittimo stanziamento. La seconda tranche di finanziamento passa sempre nei primi mesi del 2010. I protagonisti sono sempre gli stessi, identiche le ditte, in cabina di regia Mazzacurati, diventato poi gola profonda dell'inchiesta. Questa volta si tratta di 450.000 euro che vengono consegnati ad Orsoni in più rate. 50.000 euro, si legge nelle carte, vengono procurati da Baita, amministratore delegato della Mantovani SPA, e consegnati personalmente e in contanti, in moneta frusciante, a Orsoni, al professor Orsoni. Ancora una volta soldi che passano senza la delibera dell'organo sociale competente e senza regolare iscrizione a bilancio. La parte regolare del finanziamento era una piccola parte, dice Mazzacurati, interrogato. Noi avevamo previsto di spendere molto meno, ma poi Orsoni mi disse che aveva bisogno di altri soldi, cioè questo qui era esoso rispetto ai patti iniziali e comunque, dice Mazzacurati, era stato deciso, in forma impersonale, chissà chi l'ha deciso, era stato deciso che Orsoni diventasse sindaco. Buttiamoci su Rachmaninov, Rapsodia su un tema di Paganini, al pianoforte Mikhail Pletnev, alla direzione dell'orchestra Filarmonica di Berlino Claudio Abbado.
Bene, torniamo in diretta, però prima di addentrarci sono due i quotidiani che più diffusamente si occupano di dare notizie in merito alla vicenda Mose, e sono il quotidiano Libero, secondo me, e il quotidiano e il Fatto Quotidiano, dai quali attingiamo principalmente. Però prima una piccola perla musicale, visto che abbiamo interrotto, come era naturale che fosse peraltro, la rapsodia sul tema di Paganini di Sergei Rachmaninov. Adesso un piccolo pezzo di un inizio del celeberrimo piano concerto numero 3 che abbiamo già sentito prima, però la piccola perla è questa, che l'esecutore, questa è incisione del 1939, l'esecutore è lo stesso Sergei Rachmaninov al pianoforte. Soprattutto Sergei Rachmaninov medesimo al pianoforte. L'incisione, sentite anche dal fruscio, era del 1939. Curiosità per curiosità, visto che tanto poi dobbiamo reimmergerci in una fogna, tanto vale proporre qualcosa di bello. Sullo stesso pezzo, stesso concerto per numero 3 per piano e orchestra, sentiamo un altro grande interprete, Vladimir Horowitz. Naturalmente qui abbiamo ascoltato lo stesso compositore, Rachmaninov, ma anche quest'altra interpretazione di Horowitz è degna di nota, direi, diretto da Zubin Mehta invece l'orchestra.
ma dimmi Horowitz, quanta bellezza, ma ci serve credo ancora un po' di un'altra iniezione di bellezza. Torniamo, che dite? Torniamo alla rapsodia sul tema di Paganini, di cui sopra, che abbiamo ascoltato prima. Passatemi la frase, ricolmi di bellezza, ci ributtiamo nella fogna e andiamo a vedere che cosa ci raccontano, credo, i due quotidiani più dettagliati in questo senso stamani, cioè appunto il Fatto Quotidiano e il Libero a proposito della fogna a cielo aperto, altro che laguna, cioè del Mose. Beh, c'è il capitolo Matteoli che è tutto da approfondire, l'ex ministro Matteoli passa all'esame del Tribunale dei Ministri, l'inchiesta in qualche modo punta a Roma, Matteoli peraltro non è nell'inchiesta principale che ha portato 2 giorni fa a 35 arresti, portandosi dietro nel Tribunale dei Ministri, peraltro Matteoli, il suo sodale, presunto corruttore, palazzinaro romano Erasmo V. Una storia che ha raccontato ai magistrati veneziani Pier Giorgio Baita, amministratore delegato della società di costruzioni Mantovani, arrestato l'anno scorso, nel febbraio 2013. 2 mesi dopo, mentre Baita spiegava il come e il perché durante gli interrogatori, Matteoli veniva eletto presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato. La ricostruzione degli inquirenti qual è? È la seguente. Il palazzinaro romano Erasmo V, da sempre legato ad Alleanza Nazionale, storico sponsor di Gianfranco Fini, poi finanziatore del PDL, si presenta al presidente del consorzio Venezia Nuova come uomo di Matteoli e crea il contatto tra il manager veneto e il ministro, appunto, il ministro Matteoli. Tanta rappresentatività gli vale la possibilità di entrare con una quota minima nel consorzio Lepanto, che fa parte del consorzio San Marco, che fa parte del consorzio Venezia Nuova. Siccome la apposita legge speciale dice che Venezia Nuova può farsi i lavori in casa senza gare, entrare nel consorzio significa automaticamente sedersi a tavola. La società Socostramo di Erasmo V, il palazzinaro legato ad Alleanza Nazionale, entra dunque nel giro in quota Matteoli, nel giro Mazzacurati Consorzio Venezia Nuova, e vince con la Mantovani di Baita e con le immancabili cooperative rosse il più grosso appalto dell'Expo a Milano, la Piastra. La Socostramo non partecipa ai lavori del Mose, ma alle bonifiche di Marghera. Già nel 2009 l'allora governatore del Veneto Galan invocava una nuova legge speciale per Venezia, visto che i lavori del Mose stavano per finire.
E c'erano tante altre cose da fare. Comunque, con il permesso del magistrato alle acque, le bonifiche rientrano nella salvaguardia della laguna che la legge riserva al Consorzio Venezia Nuova. Il costruttore 5 e Mazza Curati litigano proprio sul magistrato alle acque, posizione strategica per trafficare con i soldi pubblici destinati a Venezia. Baita racconta la lite nel 2013, ma i magistrati avevano intercettato tutti da anni e così dovevano solo andare a risentire i nastri per mettere tutti i tasselli al loro posto. Nel settembre 2011 c'è da sostituire Patrizio Cuccioletta, magistrato alle acque, arrestato 2 giorni fa. Mazza Curati vuole scavalcare il costruttore 5 per trattare direttamente con Matteoli. Il governo Berlusconi sta per cadere, ma per questi affari invisibili il ministro delle infrastrutture, Matteoli, è ancora forte. 5, il costruttore reagisce e vieta a Matteoli di parlare direttamente con Mazza Curati. Il ministro obbedisce e passa la nomina di Ciriaco D'Alessio, proveniente da Firenze. Mazza Curati non lo conosce e si infuria. Interviene sul sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta per bloccare la nomina, ma senza risultati. Il costruttore, 5, invece lo conosce bene questo nuovo magistrato, D'Alessio, magistrato alle acque. Si danno del tu. Durante l'inchiesta sui lavori del G8 e sulla cosiddetta cricca, nelle intercettazioni fiorentine si parla del palazzinaro romano Erasmo V, ribattezzato senza troppi sforzi di fantasia in codice dai dialoganti Five, si noti l'arguzia. Il 15 ottobre 5 chiama D'Alessio, il nuovo magistrato alle acque, per comunicargli la nomina. Il prescelto lo incensa. Trionfatore, gli dice a 5. Si danno del tu. Mazza Curati schiuma rabbia. Baita spiega ai magistrati che per la prima volta il magistrato alle acque di Venezia non lo ha scelto lui. In teoria doveva essere il suo controllore di Baita, ma è la prima volta che non lo sceglie lui, il controllore. 5, il costruttore romano, è dunque il trionfatore. Il palazzinaro romano è riuscito a dettar legge a Venezia, ma la sua forza viene dall'essere l'uomo di Matteoli. Con lui fonda nel 2009 la Fondazione della Libertà, che ufficialmente non ha scopo di lucro, è nata per attuare ogni iniziativa per l'approfondimento dei problemi inerenti punto. Però ha un tesoriere senza scopo di lucro, Giovanni Battista Papello, storico consigliere di amministrazione dell'ANAS in quota Alleanza Nazionale e tra i protagonisti dell'indagine Poseidone Why Not, guarda un po'. E c'è un presidente del comitato tecnico scientifico, Roberto Serrentino, che è storico sindaco, revisore dell'ANAS, sempre in quota Alleanza Nazionale. Col costruttore 5 e con Matteoli, chissà di che parlavano. 20 anni fa, il 6 giugno del 94, ricorda Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, Rutelli, fresco sindaco di Roma, scomunicò il palazzinaro che aveva sostenuto Fini alle recenti elezioni comunali definendolo un interlocutore poco credibile. Dopodiché naturalmente era credibile Lusi, il tesoriere della Margherita di Rutelli. C'è un'altra storia raccontata da Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, o meglio un altro aspetto dell'indagine, che coinvolge in questo caso un altro esponente di primo piano del PD, Davide Zoggia, già presidente della provincia di Venezia, nominato nel 2009 responsabile degli enti locali del Partito Democratico, infine eletto deputato, è divenuto celebre come uno dei fedelissimi di Pierluigi Bersani. I soldi a Zoggia e all'ex europarlamentare di Forza Italia Lia Sartori. Il Fatto Quotidiano pubblica, pagina 2, un foglio considerato dai pubblici ministeri di Venezia come la prova contro l'ex europarlamentare di Forza Italia Lia Sartori, in carica dal 99 al 2014. Il foglio indica il pagamento alla politica di centrodestra di una somma pari a 25.000 euro da parte del Coveco, una società cooperativa parte del Consorzio Venezia Nuova. La cosa interessante non è il fatto che una cooperativa rossa finanzi un esponente politica di Forza Italia PDL, quanto il fatto che, in questo caso peraltro, era Giovanni Mazzacurati del Consorzio Venezia Nuova a usare il Coveco come ufficiale pagatore, quanto il fatto che oltre alla Sartori nell'elenco figurano anche 2 politici del Partito Democratico, il consigliere regionale Sergio Reolon, allora in corsa per essere rieletto presidente della provincia di Belluno, accanto al suo nome sono segnati 10.000 euro,
E poi Davide Zoggia, appunto, già presidente della provincia di Venezia, poi responsabile enti locali del PD, poi deputato, poi uno dei fedelissimi di Pierluigi Bersani. Sul foglio sono riportati 3 pagamenti nei confronti di Zoggia: 40.000 euro, contributo volontario candidato Zoggia, e poi 2 fatture da 7.428 euro ciascuna, pagate a Zoggia, che dovrebbe essere state pagate il 28 luglio del 2009. È stato trovato a casa dei genitori di Elena Sacco il foglio. La Sacco è una dipendente del consorzio Venezia Nuova, lo aveva scritto lei su richiesta di Pio Savioli. Pio Savioli è l'uomo che si occupava dei pagamenti per conto della Cooperativa Rossa, che fa parte del consorzio Venezia Nuova, la cooperativa Coveco. Secondo le testimonianze raccolte, quelle somme provenivano da sovraffatturazioni per operazioni inesistenti, fatti dalla Cooperativa Rossa Coveco al Consorzio Venezia Nuova, di cui fa parte. I manager avevano dato disposizione che fosse scritto tutto su carta mangiabile, cioè se vi acchiappano ingeritevela. Gli investigatori però l'hanno trovato lo stesso. I PM contestano solo i 25.000 euro alla Sartori, anche se nell'elenco ci sono versamenti più ampi, come per esempio i 100.000 euro dati alla Fondazione Studium Marcianum, creata dall'allora patriarca di Venezia, oggi arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Probabilmente questi soldi sono stati esclusi da accertamenti penali perché registrati e dunque legali. A prescindere dalla loro qualificazione da parte dei PM, però, i versamenti ai politici del PD e al cardinale Scola sono politicamente interessanti. Reolon dice al Fatto Quotidiano: non ricordo quel versamento da 10.000 euro, perché è normale, anche noi capita ogni tanto che ci danno 10.000 euro ma non ce lo ricordiamo, è evidente, e non mi risulta tra quelli registrati. Anche i contributi per le provinciali devono essere registrati. Sarà stata un'intenzione del Coveco non attuata. Comunque il Mose non c'entra, perché non potevo fare nulla per loro. Ho lavorato alla Lega delle Cooperative e Coveco fa parte della Lega. Quanto a Zoggia, risponde al Fatto Quotidiano così: i contributi delle provinciali non vanno denunciati, a differenza di quelli per le elezioni della Camera, cioè dice il contrario di Reolon, il suo collega di partito. I 40.000 euro mi sono stati dati con delibera del Coveco per la campagna elettorale delle provinciali del 2009. Sono stati registrati anche nel conto corrente della campagna. Quanto alle 2 fatture, io dal giugno 2009 al dicembre 2009 ho fatto l'attività di commercialista perché non ero più presidente della provincia, ma solo consigliere. Divento responsabile enti locali PD nel 2009, dicembre. La prestazione risale al periodo in cui non ero né presidente della provincia né responsabile enti locali. Conflitti di interessi? Assolutamente no, dice il fedelissimo di Bersani all'epoca. Non mi pare che ci sia alcuna contestazione penale. Coveco non faceva mica solo il Mose. Se poi gli si chiede qualche dettaglio sulle prestazioni fatte in cambio di quei 15.000 euro, Zoggia si innervosisce. Ritengo di averle già risposto, dice al cronista del Fatto Marco Lillo. Ho fatto consulenza varia. Sono un commercialista, controllo di contabilità, cose varie dal punto di vista fiscale. Chi gli ha dato il mandato? Non ricordo, dice l'onorevole Zoggia, fedelissimo di Bersani. Poi c'è il capitolo dei conti svizzeri della società in Canada, una società in Canada, la Saxton Trading Limited, che acquista materiale in Croazia per realizzare il Mose a Venezia e si fa pagare le fatture in conti accesi in Svizzera e nella Repubblica di San Marino. Tutto funziona alla perfezione fino alla prima verifica fiscale 2010 all'azienda Mantovani, una semplice operazione del nucleo tributario della Guardia di Finanza, che però scopre che le registrazioni nei libri contabili non tornano. Perché una fattura con materiale in partenza per 250.000 euro dalla Croazia poi diventa il doppio? Perché la società canadese cura la lavorazione oltre che il trasporto e tutto ciò che è necessario. Questa è stata la prima difesa di Mazzacurati, all'epoca presidente del Consorzio Venezia Nuova. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno avviato le indagini e hanno scoperto che gli uffici della società canadese Saxton Trading erano una scrivania e poco più, e soprattutto hanno scoperto che i bonifici arrivavano sul conto corrente 2120 eccetera, aperto presso la banca Tullius Baer di Zurigo e intestato alla signora Chiara Gherardi, moglie del presidente magistrato alle acque di Venezia Patrizio Cuccioletta. La serenissima cricca ha così cominciato a prender forma.
Da allora, in 3 anni di indagini, gli uomini della Guardia di Finanza e i PM della Procura di Venezia hanno ricostruito un giro di fatture gonfiate per creare in tutto, stando alle indagini, 40 milioni di euro di fondi neri all'estero. Assieme a questo, verificato il coinvolgimento in quello che è stato definito dal procuratore capo Nordio, un sistema corruttivo più sofisticato di Tangentopoli, il coinvolgimento di un giudice della Corte dei Conti e di 2 magistrati alle acque, Cuccioletta e Piva, oltre a numerosi politici, tra cui l'ex ministro Galan, il sindaco di Venezia Orsoni e via dicendo. Insomma, in tutto 35 arrestati, 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Sistema corruttivo semplice. Secondo quanto ricostruito, Mazzacurati guidava una cordata di imprenditori interessati a mettere le mani sul Mose e su altre opere in regione, tra cui il nuovo ospedale di Padova, quello del Zanonato scatenato di cui abbiamo detto prima, ovvero Zanonato al ristorante, che era scatenato, dice uno dei collaboratori di Mazzacurati. Dunque anche l'ospedale di Padova, ma il Mose ha bisogno di finanziamenti da Roma, dal CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione Economica. Per ottenerli si crea una rete di politici amici da parte di Mazzacurati. La rete è capitanata da Galan, secondo gli inquirenti, che aiutava a instaurare rapporti a palazzo, ma anche l'ex ministro Matteoli, indagato per la bonifica di Porto Marghera. E così Gianni Letta. L'intervento è andato a buon fine, intercettano gli inquirenti tra i colloqui di Mazzacurati, che si riferisce all'opera di un altro esponente politico romano, Marco Milanese, all'epoca consigliere di Giulio Tremonti, interessato per accelerare alcune pratiche al Ministero dell'Economia. Quindi, da una parte la cricca serenissima si era creata la rete protettiva dei palazzi, spiega sul Fatto Quotidiano Davide Vecchi, dall'altra parte aveva bisogno di garantirsi il minor numero di controlli e perciò era riuscita ad arruolare i 2 magistrati alle acque, il giudice della Corte dei Conti, l'ex generale della Guardia di Finanza Spaziante e tra gli altri, oltre che Milanese, il consigliere di Tremonti, tutti stipendiati regolarmente. L'inchiesta però a quanto pare è destinata ad allargarsi. Sono in corso verifiche su tutte le società che hanno avuto rapporti col consorzio Venezia Nuova e Mazzacurati per verificare ulteriori creazioni di fondi neri con false fatturazioni. Al momento sono stati accertati 40 milioni, di questi per ben 22 gli inquirenti hanno ricostruito l'uso che ne è stato fatto. C'è poi da ricostruire il capitolo delle cooperative rosse controllate da Pio Savioli. Non si esclude che il giro individuato sia una minima parte e che dal Mose il sistema possa essersi allargato ad altre opere in Veneto, dalla Pedemontana al Passante di Mestre, dalle bonifiche di Marghera all'ospedale di Mestre. A dare una mano alle indagini potrebbero essere gli stessi arrestati. Oggi, infatti, cominciano i primi interrogatori di garanzia del GIP Scaramuzza. Il primo sarà Orsoni, ne abbiamo dato conto poco fa, mentre poi seguirà l'ex assessore Renato Chisso per rogatoria, visto che è detenuto nel carcere di Pisa. Ogni Tangentopoli, scrive il Fatto Quotidiano, ha il suo Mario Chiesa. C'è un'altra storia, a margine di tutto ciò, che ci riporta invece al compagno G, il compagno Greganti. Primo Greganti ha dichiarato Martina, l'attuale ministro dell'Agricoltura, già segretario dei DS in Lombardia, Maurizio Martina, renzianissimo, Martina è un buon amico, lo ha detto Greganti. Il nome del ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, finisce nel calderone della vicenda Expo. Un nuovo guaio per il governo Renzi dopo l'interrogatorio dell'ex manager Expo Paris. Poi c'è anche una mancata denuncia in procura a Milano su presunte manovre dell'ex direttore generale infrastrutture lombarde Rognoni per l'assegnazione della gara più importante di Expo in un verbale dell'inchiesta sulla presunta cupola degli appalti. Inchiesta che un mese fa ha portato in carcere l'ex parlamentare Frigerio, il compagno G, Primo Greganti, giusto appunto, l'ex senatore del PDL Grillo e l'ex esponente ligure dell'UDC Cattozzo, l'imprenditore vicentino Maltauro, l'ex manager di Expo Angelo Paris. È stato Paris, nel suo primo interrogatorio davanti al GIP, a tirare in ballo l'attuale ministro delle politiche agricole, Martina. Parlando del compagno G, Greganti ha spiegato che non ha mai fatto riferimento a personaggi politici, faceva riferimento ad aree politiche della sinistra, PD. Una volta ha fatto riferimento al ministro Martina, era suo buon amico, ha detto Greganti, ma non in riferimento alla mia carriera. Lo stesso Greganti ha detto Martina è un buon amico, secondo quel che riporta poi le carte relative all'interrogatorio di un altro, Paris. Si vedrà, ma naturalmente Martinetti non c'entro nulla, non l'ho mai conosciuto, Greganti. A proposito sempre di indagini,
C'è da allargare un pochino il quadro rispetto anche all'Expo, lo fa Antonio Massari sempre sul Fatto Quotidiano con un articolo dedicato alla Guardia di Finanza che finisce indagata. La storia si ripete in molti casi, dallo scandalo Petroli al Mose, 40 anni di finanzieri che indagano su altri finanzieri. Anche a Bari adesso c'è un'inchiesta su un giro di mazzette pagate da aspiranti fiamme gialle per assicurarsi un posto da maresciallo. Finanzieri che indagano finanzieri, sembra una lotta interminabile. Il filo rosso si dipana dallo scandalo Petroli al Mose, attraversando la P2 e l'eterna Tangentopoli. Da almeno 40 anni le fiamme gialle sono costrette a indagare su se stesse, perfino sugli ultimi esami da sottoufficiale. E poi ancora l'arresto di Spaziante e la corsa all'Agenzia delle Entrate. L'ex generale della Guardia di Finanza Spaziante imbarazza il sistema tremontiano all'Agenzia delle Entrate, un sistema che con Marco Di Capua punta a prendersi il controllo dell'agenzia medesima, dell'Agenzia delle Entrate. Ma c'è anche da segnalare molto rapidamente un articolo di Gianni Barbacetto sempre sul Fatto Quotidiano a proposito del numero 1 della Consob, società che controlla le società quotate in borsa, Vegas, ex politico, sottosegretario all'economia nel governo Berlusconi. Vegas era il consulente della vigilata Unipol, un altro abbraccio fra destra e sinistra, diciamo così, l'ex sottosegretario berlusconiano, amico della Rossa Unipol. L'allora commissario della Consob Pezzinga ha detto ai pubblici ministeri di Milano che Vegas aveva incontri irrituali con i vertici di Mediobanca che tessevano l'operazione di acquisto da parte di Unipol di ciò che rimaneva delle assicurazioni di Ligresti. Insomma, il vigilante non ha vigilato, a quanto pare. Poi c'è un ampio capitolo su queste indagini sul quotidiano Libero. Vi segnalo in maniera rapida, perché tra poco parliamo d'altro, l'articolo di Giuliano Zulina, pagina 2 di Libero. Ecco la sinistra che ha fatto i soldi col Mose, nomi e accuse dei democratici coinvolti nell'indagine veneta. Il cassiere Marchese, di cui abbiamo parlato prima, quello che gli dava fastidio che c'era scritto sul contratto lavorare dal lunedì al venerdì fino alle 18:30, Orco Can, ma non ha detto proprio così. Intercettato, il cassiere Marchese bestemmia per chiedere un favore: devi trovarmi una milionata di lavori in diretta, non mediata. Accuse anche al sindaco Orsoni, voleva sempre più denaro, ha detto Mazzacurati, contributi elettorali ed altri 2 consiglieri regionali, Chiozzo e Reolon, e al bersaniano Zoggia, come abbiamo visto prima. Ma a Milano finisce a processo anche il renziano capo di A2A, la società energetica milanese, quella che una volta era l'AEM, bei tempi. Camerano, Valerio Camerano, nominato in quota premier, è accusato di irregolarità sulle accise del gas. Imbarazzo a Milano e Brescia, visto che Milano si è fusa con Brescia, la EM e la SM sono diventate A2A. Imbarazzo per il nuovo manager appena nominato amministratore delegato di A2A. Nel curriculum di Valerio Camerano, 50enne, romano, giustamente un romano per dirigere una società ultralombarda. Nel curriculum di Valerio Camerano, laurea con lode alla LUISS, Confindustria, trapiantato a Milano, c'è una macchia. Si tratta di un procedimento giudiziario che risale ai tempi in cui era il numero 1 di GDF Suez Energy, la filiale italiana del colosso francese del gas e della controllata Arcalgas Energia SPA. Camerano è stato rinviato a giudizio il 21 marzo 2013 per presunte violazioni in materia di accise. La sentenza per il processo di primo grado è fissata per il 9 luglio prossimo. Mia moglie mi paga i mutui, così Galan piange miseria, siamo sempre al Libero. E poi una strana carriera lampo, quella della collaboratrice più stretta di Galan, diventata imprenditora, per modo di dire. La signora Minutillo, da segretaria particolare, diventa manager a San Marino. La ex fedelissima adesso accusa Galan, il quale, tramite moglie, piange miseria. Piange anche lui, perché dice che è mia moglie che mi paga i mutui. 2 anni fa, persa la poltrona di ministro, l'Azzurro si lamentava di non avere un lavoro. Pesa non avere entrate. Dovrò vendere la barca, diceva Galan, adesso dovrà fare qualcos'altro. Fai un appalto, 600 articoli da rispettare. Chiudiamo con Libero. Davide De Luca, pagina 7, codici, regolamenti, certificazioni, la giungla di leggi per chi partecipa a gare pubbliche. Secondo il PM Nordio, un ammasso di regole che favorisce gli illeciti. Ma sul giornale è da segnalare anche Luca Fazzo, che con Enrico Lagattolla dà conto delle inchieste sul caso Milano, i verbali di interrogatorio del compagno G, Greganti,
Io, utopista e picchiatello, si racconta così il compagno G per le tangenti Expo. Sfiora il ridicolo negli interrogatori per negare il suo coinvolgimento. Nessuno crede che io faccia un'attività utile alla gente. Vivo con una pensione da 1.600 euro al mese, 5,50 li do per la figlia che non frequento, non vivo sopra le righe, non ho mai dato soldi a nessuno, non ho preso soldi da nessuno, non ho mai chiesto a nessuno di fare cose fuori legge, sono un pesce piccolo, si racconta Greganti. Non riesco a capire come si possa pensare che Expo sia messa in difficoltà da Greganti, ma siamo impazziti. Non ho mai incontrato Bersani, non ho mai avuto un dialogo in vita mia con Bersani, non ho mai millantato nulla. Così si descrive Greganti ai pubblici ministeri. Come annunciato prima, in collegamento con il professor Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio, se ci sente, credo di sì. Certo che vi sento. Eccoci qua, non ti sentivamo noi purtroppo. Buongiorno Claudio, dicevo, e apriamo quest'ultima parte della trasmissione per cercare di capire cos'è successo a Francoforte. Qual è il piano di Draghi contro la deflazione per far avere i soldi alle imprese, per far star meglio i cittadini, insomma per uscire dalle peste e per cercare di rivitalizzare l'economia. No? Ce l'hanno presentata così perlomeno sui giornali in ampia parte stamani. Che cosa ha fatto la Banca Centrale Europea? Io cerco di dirlo, poi mi correggi tu perché io non sono propriamente, non sono propriamente un drago in queste materie. Allora, è un Draghi. Ecco, sono meno che un Draghi. Il taglio dei tassi, la prima decisione di 10 punti base. E ci raccontano i giornali, per la prima volta i tassi sui depositi delle banche vanno in negativo, cioè in teoria per indurre le banche a non lasciare i loro quattrini alla Banca Centrale Europea gli si fa pagare il deposito, così che le banche li dovranno presumibilmente spostare altrove. Dove? Li devono dare ai famosi cittadini che non vedono l'ora di ricevere prestiti, cioè avere debiti con le banche, e alle famose imprese che non hanno liquidità. Poi c'è un tentativo di riattivare il credito con una iniezione di liquidità, cioè di quattrini, se non ho capito male. Le banche potranno chiedere alla Banca Centrale Europea a condizioni vantaggiose fondi a 4 anni, impegnandosi però a impiegarli nel settore privato, cioè imprese e famiglie, per 400 miliardi di euro, secondo un calendario ben preciso. Bisogna controllare che questi soldi non siano usati per speculazioni, ma vadano alle famose famiglie e alle famose imprese. Poi ci sono altre 2 operazioni, che mi spiegherai tu perché io non ci ho capito nulla, l'acquisto di titoli cartolarizzati e l'ampliamento della liquidità con aste a tasso fisso, bla bla bla. Non ci ho capito un tubo. Sui primi 2 ci posso arrivare, sulle altre 2 decisioni della Banca Centrale Europea non ci arrivo mica tanto. In soldoni la questione è stata presentata così: adesso si apre il rubinetto per le imprese, si apre il rubinetto per le famiglie da parte delle banche. Draghi usa il bazooka, scrive oggi il Sole 24 Ore,
effetti della manovra della BCE su famiglie, banche e imprese. L'unico che va un po' fuori dal coro oggi è Franco Bechis su Libero, che parla di un regalo alle banche, per i privati non cambia nulla, e in effetti però le banche hanno registrato una crescita delle loro valutazioni in borsa, cioè ieri le banche hanno festeggiato. Ne hanno motivo, Claudio? Vi devo rivelare che Franco Bechis prima di scrivere così mi ha chiamato. Ah, ecco, mi pareva, leggendo l'articolo. Quindi alla fine, come dire, se volete quello controcorrente, no, ma non è tanto controcorrente. Allora, attenzione, il mestiere della banca centrale è un po' misterioso. Cioè, voi immaginate l'istituzione che ha il potere di creare e gestire il denaro. Stiamo parlando di una cosa molto importante, molto sfuggente, e che con una mossa molto abile è stata sottratta al controllo della gente, dicendo che la banca centrale doveva essere indipendente perché altrimenti i politici avrebbero, diciamo, gestito questo potere in modo tale da ottenere più voti, no? In buona sostanza l'argomento è sempre stato questo. Il risultato però è che una delle cose che probabilmente è la più importante per la gestione delle nostre vite, della nostra economia, non è sotto controllo di nessuno. E dal punto di vista della democrazia non è proprio. Non solo, l'informazione su come funziona una banca centrale è in realtà oscura ai più. Vale a dire, una cosa così fondamentale, no, per il nostro modo di essere, di vivere, così di questo tipo, se noi andiamo a chiedere a quasi tutti, ma anche della gente che in teoria, non sto dicendo l'uomo della strada, ma prendiamo anche, che ne so, un avvocato, una persona di alta istruzione, io sono straconvinto che di come funziona una banca centrale non ha idea. Quindi qualche volta magari ci mettiamo d'accordo, te Giulio, ci mettiamo qua una mattina e spieghiamo in modo facile, se possibile, o quantomeno comprensibile per tutti, come funziona la produzione del denaro, come funziona la banca centrale, perché secondo me la gente dovrebbe essere informata. Hai perfettamente ragione, raccolgo la proposta al volo. Nello specifico invece che cosa sta facendo Draghi? Allora Draghi ha messo in piedi una specie di contropotere. Vale a dire, normalmente la banca centrale di un paese normale agisce in parallelo al governo. Vale a dire, se il governo ha bisogno di uno Stato, ha bisogno di un certo intervento di aiuto all'economia, oppure anche di raffreddamento dell'economia, perché certe volte l'economia va anche raffreddata, ricordiamo. Ci sono stati dei casi dove la gente andava fuori di matto perché sembrava che l'oro fosse sotto i tappeti. In quel caso la banca centrale deve rallentare, perché se poi dopo troppe imprese cominciano a crearsi, no, senza che ci siano poi dei veri fondamentali, poi dopo è maggiore il numero di persone che rimane per strada quando poi dopo la bolla scoppia. Quello che normalmente appunto viene fatto direttamente nel rapporto Stato-Banca Centrale, Draghi lo fa utilizzando le banche. Quindi Claudio, scusami se ti interrompo, ovviamente quello che tu hai appena detto lo possono fare le banche centrali quando alle spalle c'è un paese, quando c'è uno Stato, no? Quindi la Banca Centrale d'Inghilterra, la Fed americana, la Banca Centrale del Giappone. La BCE invece non ha uno Stato alle spalle, ce ne ha tanti con esigenze diverse. Esatto. Allora, la BCE, non avendo uno Stato, o quantomeno non avendo uno Stato unitario, perché la Federal Reserve è una banca federale, ha tanti Stati, è un bilancio federale, no? Però certo. la Federal Reserve americana aiuta tutti gli Stati americani, no? Cioè considera l'unità come degli stati pur indipendenti e federali, ma come un unico obiettivo. Mentre invece nel nostro caso, essendo una cozzaglia di stati totalmente separati, senza bilancio in comune, la Banca Centrale Europea utilizza per i suoi scopi, che in questo momento sono più che creare sviluppo, mantenersi. Cioè, io sono convinto che Draghi è tutto fuorché scemo, quindi mettiamo certo. in chiaro questa cosa. Stiamo parlando di uno che è assolutamente uno squalo,
quando era direttore generale del Tesoro, così questo tipo ne ha fatti tutti i colori, sa come trattare i mercati, sa come i mercati reagiscono, quindi è uno a cui non bisogna proprio spiegare nulla. Lui, sapendo che, io sono convinto che lui sa assolutamente bene le stesse cose che diciamo noi, non è cretino, lo sa benissimo che questa roba qua prima o poi salta tutta per aria. Il suo intento è molto più banale: tirare a lungo il più possibile, vale a dire non essere lui quello che poi dopo avrà il cerino in mano. E sperare che nel frattempo succeda qualche miracolo o simili, che tutto sommato sa che probabilmente non succederà. Allora cosa succede? Più o meno la stessa cosa ha fatto in passato quando si è inventata, vi ricordate, i 1.000 miliardi di prestito alle banche all'1%? Sì. Io una volta avevo fatto un gioco, avevo provato a vedere se noi prendessimo tutte le mazzette di 100 euro, no? Quelle pressate tutte assieme, no? Che ti danno proprio magari quando escono fuori dalla zecca, no? Quindi senza aria, non che sono spiegazzate. Mettendole tutte assieme a bancali, i 1.000 miliardi arrivavano sulla superficie di San Siro per un'altezza, compreso il prato, cioè tutto anche quello esterno al campo da gioco, quindi un grande stadio, per un'altezza di 2,40 m. Una roba da zio Paperone, diciamo. Sì, ma più ancora, no? Quindi immaginate di che cosa stiamo parlando. Tutto di banconote da 100 euro prestate. E niente, quella cosa che lui fece servì per evitare il disfacimento dell'Eurozona. Adesso il nemico è la deflazione. La deflazione perché è pericolosa? Se io penso stabilmente che i prezzi andranno a calare, no? E che quindi una cosa costerà di meno in futuro, smetto di comprare. Sì. Cioè, è un discorso molto razionale, no? Vale a dire, oggi mi chiedono 100 per una casa. Se io penso che tutto sommato quella casa, aspettando farà 80, non la compro. Stessa roba, è un po' praticamente, è come se fosse un effetto dei telefonini, per dire, no? Cioè, quando escono costano tantissimo, però poi dopo si sa che vengono superati, no? E così via, allora costano di meno. Ma perché? In questo caso invece c'è un effetto dove la gente li compra subito perché vuole avere il prodotto più nuovo, no? Se non ci fosse l'effetto novità del prodotto e i movimenti dei prezzi fossero semplicemente così, nessuno comprerebbe il telefonino appena uscito. Certo. Aspetterebbero il calo dei prezzi per poterlo comprare a meno. Ecco, se tutti cominciano a pensare che tutti i prodotti e tutte le cose costano di meno in futuro, nessuno compra niente e l'economia si blocca. Quindi è questo il problema, cioè evitare di arrivare a un pericoloso punto in cui l'economia rallenta così tanto, no, derivante dalla per motivo della deflazione, che a un certo punto si ha un crack, dove tutti accumulano prodotti sugli scaffali, accumulano, nessuno compra un cavolo, tutti aspettare se non lo stretto indispensabile e poi dopo tutto salta per aria. Questo è quello che diciamo il grosso nemico della deflazione. E poi dopo di sponda abbiamo che se i prezzi scendono, quindi se il denaro vale di più praticamente, no? Perché se i prezzi scendono significa che con gli stessi 100 euro io compro più prodotti, no? Dopo un po' di tempo. Ecco, anche il debito aumenta di valore. Quindi se io, per dire, prima ho un debito che vale 100 pesche e poi dopo i prezzi scendono, significa che il mio debito diventa un debito di 110 pesche. Certo. E questo per stati, banche, imprese, famiglie non è una bella cosa. E quindi in ogni caso la deflazione deve essere combattuta. E in più, dall'altra parte, deve cercare di convincere le banche a prestare soldi alle imprese. Allora cosa si inventa? Dice: se tu banca alla sera hai un avanzo di denaro, no? Scusate che adesso si solita ambulante. Sì. Comunque, ti sentiamo. Un attimo che la facciamo passare. Croce Verde Baggio, speriamo che la persona sia bene. Allora, comunque, se tu banca alla sera hai un avanzo di denaro, questi soldi li devi depositare da qualche parte.
non è che è complicato il sistema di gestione del denaro fra le banche, è come fosse una catena di spugne, che alla fine devono avere tutti lo stesso livello, no? Quello che eccede dal livello di prestito fra le banche deve essere restituito alla banca centrale. La banca centrale allora ti dice: se ti sono avanzati troppi soldi, no? E tu me li devi depositare a me di notte, io ti faccio pagare dei soldi per un deposito. Così facendo si conta di incentivare la banca a prestare. C'è un problema però molto grosso. Se io sono una banca e non presto, probabilmente non è certo per timore dello 0,1% di tassi di interesse o 0,01% del tenerlo fermo che mi manca, che non faccio il mio prestito. Di solito la banca, specialmente in Italia, non ti presta dei soldi perché pensa che tu non glieli restituirai. Perché dice: va così male l'economia che se uno arriva e mi presenta anche un bel progetto dicendo: ah, guarda, ho bisogno di soldi per la mia impresa perché vedrai che andrò bene, ti guardano, e penso che qualsiasi imprenditore abbia provato a fare questa umiliante esperienza, secondo me, certo, ti guardano come per dire: ma io lo so che te sei incattiverato, sono tutti incattiverato. Beh, insomma, Claudio, fammi capire bene, allora vediamo se l'ho capito io, no? Perché il punto è questo: tu dici, e mi sembra anche una cosa logica, non è che per aver diminuito o disincentivato dello 0,1% una banca a depositare o meno dei soldi, questa banca si mette adesso a prestarli a destra e a sinistra. Perché se è l'economia che va male, se è tutto il contesto che va male, è logico che un disincentivo o un incentivo dello 0,1% su eventuali costi non mi sposta proprio nulla, o no? No, assolutamente, è verissimo, è verissimo. Cioè, se io banca non sto prestando perché temo che questi soldi non mi ritorneranno indietro, perché vedo che l'economia va male, ma posso mettere tutto il disincentivo che voglio, ma io in realtà poi dopo questi soldi cosa succede? Li presterò magari sì, ma non a un'impresa, li presterò a uno Stato, quindi comprando dei titoli di Stato. Sarà difficile parlare di bazooka di Draghi. Ma va, in realtà non è proprio niente di tutto questo. Quello che era il bazooka era stato il whatever it takes, vale a dire quell'estate dove per salvare la baracca, quindi quando lo spread era 500 e passa, nonostante qui da noi ci fosse quel genio di Monti, no? E così di questo tipo, ad un certo punto lui disse: va bene, garantiamo noi i titoli di Stato dell'Eurozona, state tranquilli che l'euro non si distrugge, ai noi, perché a quest'ora probabilmente se non avesse detto saremmo fuori dall'incubo. Però quello sì che era un bazooka, ma altrimenti lo 0,1% di tassi in meno. Ma allora, gli spostamenti dei tassi delle banche centrali sono importanti, ma immaginate voi, come sempre, no? Tutte le cose economiche devono essere riportate a una cosa che una persona deve comprendere nel momento stesso in cui esce a fare la spesa oppure ragiona lui. Ma pensiamo noi che i nostri risparmi, i nostri prestiti e cose di questo tipo, noi cambiamo idea se ci propongono uno 0,1% in più di interesse da una parte all'altra? Ma io penso di no. Cioè, probabilmente certo. se abbiamo deciso di tenere i soldi sotto il materasso, non è che se uno ci dice: guarda che ti do lo 0,1% di interesse, lo dico, va bene, allora certo. aspetta che lo tolgo dal materasso e te lo do. No, in questa maniera ragionano tutti. Quindi i ragionamenti che facciamo noi quando dobbiamo decidere cosa fare dei nostri soldini sono più o meno gli stessi che può fare una grande istituzione, una grande banca. E di sicuro gli 0,1 non cambiano proprio nulla. Quindi per il cittadino o per l'impresa che conseguenze ci sono in pratica da queste decisioni della BCE? Nessuna, non se ne accorgeranno. Se ne potrebbero accorgere se il clima economico un po' migliorasse, ma attenzione, il clima economico potrebbe anche migliorare leggermente, ma risponda agli altri, cioè vale a dire, in questo momento il resto del mondo sta andando abbastanza bene, lo schifo è solo nell'Europa del Sud. Di traino, se tutti vanno abbastanza bene, allora anche noi sembra che magari andiamo un po' meglio, e allora a quel punto uno potrebbe avere l'illusione che insomma le cose migliorano un pochettino, e anche una banca di suo potrebbe avere l'illusione che qualcosa migliora un pochettino e presta un po' di più.
ma in realtà non appena, dato che l'economia va a cicli, non appena il resto del mondo comincerà a prendere un po' di fiato, per noi saranno grossi dolori. Quindi in questo momento noi non abbiamo risolto nulla, ma non solo. Uno dei grossi problemi della gestione della banca centrale è che in Europa ci sono le asimmetrie, la famosa problema di cui abbiamo sempre parlato, vale a dire l'Europa non è c'è una parte di Europa che va bene a spese degli altri, vale a dire la Germania, l'Olanda, l'Austria, no? Così questo tipo, e una parte che va male a profitto di altri, quindi noi, la Spagna, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda e fra un po' su questi schermi la Francia. Allora, se io faccio uno stesso tipo di politica, perché necessariamente la banca centrale è una, e rischio di ampliare poi dopo queste differenze. Prendiamo per esempio quella cosa che non hai capito, vale a dire gli asset-backed security, no? Ecco, praticamente che cosa dice? Dice, guarda, se tu presti soldi a imprese di questo tipo, poi dopo questi prestiti tu li puoi impacchettare in un titolo e te lo compro io, e con questo ti presto io degli altri soldi a condizioni favorevoli. Ora, chi è che viene avvantaggiato da questa cosa? Una banca tedesca, perché è la banca tedesca che sta prestando tranquilla alle sue imprese a tassi bassi e che quindi potrà poi dopo impacchettare questi prestiti e avere dell'ulteriore finanziamento dalla banca centrale. Se la nostra banca in questo momento è lì che si sta, scusate il francese, cagando addosso, perché ogni giorno arriva qualcuno che gli dice sa cosa c'è, io purtroppo sto chiudendo, quindi veda un po' lei, questo è fallimento, quindi so che io le dovevo tot, si mette in fila insieme con gli altri creditori, e questi devono gestire una situazione del genere. Poi dopo, oltretutto, ci mettiamo che abbiamo anche qualche banchiere che magari, come abbiamo visto e come le cronache ci riportano, aveva ben pensato di rubacchiare, vedi per esempio i casi Carige, Montepaschi, cose di questo tipo. A un certo punto poi dopo il risultato è asimmetrico, cioè vale a dire abbiamo una banca italiana che non se ne fa nulla di questo strumento e una banca tedesca che lo utilizza per aumentare ancora di più poi dopo l'incentivo che sta dando alla sua economia, che già va bene. Bene, Claudio, io ti ringrazio, abbiamo fatto il punto, almeno abbiamo capito qualcosa, anzi direi così, abbiamo capito qual è il significato dell'operazione della BCE. Fermo restando che poi io prendo al volo la tua proposta, un giorno facciamo una trasmissione tipo quella che hai detto tu, perché sono questioni che sono molto lontane, credo, dall'essere comprese facilmente dai cittadini, ma che non è impossibile comprendere facilmente, basta trovare l'interlocutore giusto. Perciò io ti ringrazio di questo, Claudio Borghi Aquilini. Ci sentiamo presto allora, poi magari diamo una sistematizzata anche ai nostri incontri qui in radio, in maniera tale che anche gli ascoltatori ne siano facilitati. Grazie mille Giulio, salute a tutti. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Noi ci congediamo con il concerto numero 2 in sol minore di Antonio Vivaldi dall'Estro Armonico. Buona fine di settimana a tutti.